Allora, la partita l'hai raccontata, nel senso è tutto quello che hai detto, è tutto giusto, nel senso siamo partiti bene la prima partita, la Lazio è veramente una grande squadra, devo dire che sono molto molto forti, l'anno scorso hanno vinto la 2, quest'anno hanno preso degli ottimi giocatori, un allenatore bravissimo, ci hanno messo in grandissima difficoltà, credo che loro arriveranno fino alla fine. Per quanto riguarda noi, felicissimi di aver portato a casa il derby, la mia prima partita nella Lega Calciotto, quindi sono contento del risultato e sono contento dei ragazzi. Poi sì, qualche cosa, qualche sbavatura in difesa, ma insomma sta nel gioco del calcio. L'anno scorso sì, stiamo lavorando molto sul discorso della difesa. Ci sono stati degli acquisti importanti perché lo stesso Cortese stasera ha avuto un gran ruolo lì dietro, però insomma loro abbiamo recuperato Sasà che era il centrale di questa sera e l'anno scorso era infortunato e non giocava. Che dire, Oliva è uno dei giocatori più forti che io conosco lì dietro. In panchina avevamo un signore che si chiama Terribili, quindi avevamo anche un ottimo ricambio. Non ho fatto il cambio perché la Lazio aveva preso bene le misure e pensavo che facendo un cambio potevo cambiare gli equilibri visto che entrava da freddo, quindi ho preferito rimanere con la stessa squadra fino alla fine. E il discorso della difesa viene coperto dal centrocampo, quindi se la squadra si muove a unisono allora si può fare un discorso di calcio, senza fuorigioco la squadra deve muoversi insieme, se c'è un piccolo buco nel campo gli altri ne approfittano. I gol che sono venuti a sfavore, se li andiamo a rivedere, uno è un infortunio di Opara, anche se comunque a questo gioco non si lascia mai un tiro libero e anche da 30 metri perché qui c'è gente che tira veramente bene. Il secondo un errore nostro, un po' mosci su quella palla, però si può fare tanto, loro sono stati molto bravi.